Il 44esimo Palio di Feltre è terminato con la vittoria del quartiere Duomo. Una sfida, quella tra i quartieri, iniziata il giorno prima con l'avvio delle gare. Tiro con l'arco, staffetta, tiro alla fune e corsa dei cavalli sono le 4 sfide classiche, dove i 4 quartieri si sono misurati. Castello, Duomo, Santo Stefano! Topalli, Adrian Topalli! La giornata di sabato 5 agosto è stata caratterizzata dall'ingresso dei cortei storici dei quartieri, accolti da un pubblico già suggestionato dal mercatino medievale presente nelle vie storiche di Feltre e pronto per assistere alle prime gare. Negli anni abbiamo dimostrato di poter e saper superare diverse avversità. Oggi nel pomeriggio il tempo non è stato sempre bellissimo, adesso ci sta dando una mano e il Palio è pronto a regalare emozioni a chiunque vorrà venire a Feltre, sia oggi che domani. Ormai l'adrenalina sta salendo, è salita tutta questa settimana, ma ormai siamo alla vigilia delle gare e quindi davvero la tensione si sente e si taglia davvero con un coltello. I quartieri sono tutti quanti ben rodati, quindi hanno messo a punto le strategie. Questa sera iniziamo con l'arco e con la staffetta e chiaramente domani fune e cavalli. Questa sera c'è stata anche la provazza, che è la prova generale dei cavalli. Sono tutti quanti ottimi cavalli, sia in salute ma anche proprio dal punto di vista atletico. Sarà sicuramente una bellissima gara. Esiste un favorito al Palio? Non esiste un favorito perché il Palio non è proprio una gara diciamo di meritocrazia, ma ci sono molte strategie e questo fa parte proprio della bellezza di questo Palio. Sicuramente ci sono dei quartieri che hanno portato dei cavalli molto importanti, che se ne sentiremo parlare nei prossimi Pali in giro per l'Italia. Vincerà il più bravo, perché questo lo sarà sicuramente. Le gare iniziano oggi con le prime 2 gare, il tiro con l'arco e la staffetta, ma domani si decide il Palio con le ultime 2 gare, il tiro alla fune e la gara dei cavalli, 2 cavalli per ogni quartiere che si sfidano all'ultimo sangue per arrivare poi a vincere il drappo. Ma il Palio di Feltre non è solo questo. Partecipare al Palio di Feltre significa immergersi in un'atmosfera medievale, in una rievocazione che nasce dall'annessione di Feltre alla Repubblica della Serenissima e che oggi, questa memoria, viene rievocata da tutta la cittadinanza, con costumi dell'epoca, giocolieri, mercatini e cultura. Eminentissimo e magnanimo Signore, in nome della città di Feltre dono a voi, come rappresentante del Serenissimo Doge di Venezia Michele Steno, le chiavi della città. E questo bastone bianco in segno di dominio e di imperio. Alla presentazione del Palio, come da tradizione, viene scoperto il Pallium Pictum, il drappo che viene esposto dal vincitore, realizzato a mano ogni anno da un artista chiamato dagli organizzatori. Quest'anno il drappo è stato realizzato da Francesco Tullio Altan, fumettista, vignettista e autore satirico italiano. Ma la cultura del Palio comprende anche l'apertura straordinaria di mostre e musei, conferenze e ricerche storiche e soprattutto il coinvolgimento di tutti, dagli anziani ai bambini. È nata una bella amicizia tra la città di Feltre e la città di Treviso, una sorta di gemellaggio all'insegna delle tradizioni, della storia e della cultura, e quindi sono ben contento quest'anno di venire a vedere questa manifestazione straordinaria, molto identitaria, che racconta anche la storia di Feltre. Quindi ho visto tanti trevigiani e sono contento perché poi
i veneti sono straordinari in tutte le sue latitudini, da Feltre a Treviso, passando ovviamente per Venezia. Quindi viva il Veneto e in questo caso viva Feltre. Da ricordare che quest'anno era il 40° anniversario del gruppo sbandieratori di Feltre, che porta il prestigio della città di Feltre nelle manifestazioni di tutta Italia e anche all'estero, e che si confermano come fulcro della scenografia e del prestigio del Palio di Feltre. Domenica 6 agosto, come già accennato, le ultime 2 gare, senza però trascurare la coreografia delle entrate dei quartieri, degli sbandieratori e dei carabinieri a cavallo, che consegnano la lista di partenza della corsa dei cavalli. Fantini che stanno per entrare sul campo di gara e per sfidarsi nella gara decisiva per la conquista del drappo di quinto quest'anno, lo ripetiamo ancora una volta, da Francesco Tullio Altan. Ora i contraddaioli si fermano e festeggiano, ognuno a modo loro. Poi riprenderanno le attività per arrivare il prossimo anno pronti per la 45esima edizione del Palio di Feltre.